Una piacevole tradizione che di anno in anno si amplia e si rinnova per festeggiare assieme ad atleti, dirigenti, sostenitori familiari il grande pianeta dei pattinatori del Roll Club, guidato dal suo insostituibile conduttore, ovvero il professor Sandro Morandin e dalla moglie Ezia Signorini, che guidano da 39 anni la società padovana, tra le più prestigiose nel campo agonistico del pattinaggio artistico a rotelle. Ma che annata agonistica è stata quella del 2014, Presidente? L'annata agonistica 2014 è stata per noi un'esperienza meravigliosa. 2 titoli mondiali al campionato del mondo che si è disputato a Reus in Spagna, una medaglia di bronzo nella categoria juniores al primo anno di attività e quindi un bilancio veramente incredibile che cercheremo di ripetere, ma sicuramente sarà una cosa molto difficile. Presidente, quali saranno gli impegni organizzativi del Roll Club per il 2015? La nostra società sportiva, che compie quest'anno 39 anni, organizzerà anche quest'anno il campionato del mondo di downhill sui colli di Teolo, nella località Castelnuovo, al quale parteciperanno diverse discipline, oltre all'inline, lo skateboard nelle sue varie sfumature, stand-up, street luge e classic luge. Sarà questo un momento molto importante dal punto di vista organizzativo, in quanto richiamerà a Teolo circa una ventina di nazioni da tutto il mondo. Poi a settembre l'appuntamento tradizionale ormai che diamo ai cittadini padovani da 19 anni è il Padova Grand Prix Pattinaggio Mondiale, a cui parteciperanno i migliori specialisti della disciplina di pattinaggio artistico. Poi naturalmente tutta l'attività agonistica che inizierà con i campionati regionali che sono alle porte, selettivi per i campionati italiani. E lì vogliamo portare atleti molto preparati e competitivi. Una giornata di grande festa indetta Re di mezzo di 2 Carrare che ogni anno riunisce il grande pianeta del pattinaggio artistico nel ripercorrere i tantissimi traguardi conseguiti nel 2014, culminati con la conquista della medaglia d'oro in Spagna dei 2 campioni del mondo Daniel Morandin e Melissa Cominde Candido nella specialità di coppia solo dance, con la medaglia d'oro bissata anche nella prestazione in singolo da Daniel Morandin, che corona un'annata ricca di soddisfazioni e di traguardi per i 2 giovani campioni del mondo che di recente si sono anche fidanzati, dando così maggiore impulso e affiatamento alla performance della coppia italiana. Abbiamo vinto il titolo del mondo nel 2014 a Reus in Spagna e in solo dance ho vinto sempre il titolo del mondo in Spagna. È stata una bellissima vittoria e pattiniamo insieme da poco tempo, abbiamo pattinato insieme per 2 anni e siamo riusciti ad arrivare a questo bellissimo traguardo a novembre dell'anno scorso. Sì, tra di noi c'è sempre stato un grande affiatamento e da pochi mesi siamo anche ufficialmente fidanzati, quindi questa nostra esperienza insieme ci ha portato anche a qualcosa di più dell'amicizia. Sono molto felice di aver intrapreso, diciamo, questa avventura con Melissa e il fatto di vincere in pochissimi mesi è stato il coronamento di un sogno lungo tutta la vita. Questa esperienza con Daniel è stata grandiosa perché comunque, come diceva lui, ha portato tantissimo, ha portato comunque a pattinare insieme, ha portato a cercare delle cose originali, ad arrivare a un livello più alto nel pattinaggio e ci ha portato a questo legame bellissimo che si è creato da ormai 4 mesi e adesso stiamo anche comunque lavorando insieme, stiamo lavorando sulle coreografie, abbiamo lavorato sia in Italia che all'estero. Daniel per conto suo, io per conto mio e anche insieme. Tra le giovani leve del pattinaggio artistico del Roll Club, uno spazio importante in questa stagione agonistica l'ha conquistata anche Sara Zaccia, con il 3° posto ai campionati del mondo juniores in Spagna, mentre Lara Casotto si è laureata campionessa italiana nella sua categoria. È stata una bella stagione, come quella degli anni passati. Anche quest'anno sono riuscita a vincere il titolo italiano della mia categoria, divisione nazionale D. Direi che la cosa che mi ha fatto arrivare così in alto è comunque sempre la passione che mi porta avanti da ormai 15 anni e devo ringraziare soprattutto i miei insegnanti, quindi Sandro Morandin e Ezia Signorini.
Insomma, una giornata di festa per tutti i protagonisti della grande famiglia del Roll Club, ma anche di riconoscimenti per gli atleti che si sono messi in luce durante l'anno agonistico, come la coppia juniores formata da Nicola Marenda e Asia Bordon, che si è piazzata al terzo posto sia al campionato europeo che a quello italiano. Tantissime le personalità presenti a Re di Mezzo a sostenere l'impegno sportivo della società padovana di pattinaggio, che ha intermezzato il conviviale con le premiazioni e i numerosi video, compreso quello dei 39 anni di storia della società e della coppia vincitrice del mondiale spagnolo. Sul palco si sono susseguite molte personalità del mondo sportivo, tra le quali il vicepresidente della regione Veneto Marino Zorzato, Angelo Trifiletti e Maurizio Marcassa dell'AICS, Gianfranco Vanni, delegato della Federazione Italiana Pattinaggio di Padova, Dario Vettorato del CONI, assieme a Ivano Fagotto, responsabile del settore tecnico della federazione. Un saluto a nome di tutta la Federazione Italiana Hockey Pattinaggio. Siamo oggi qui per festeggiare la società la Roll Club di Padova. Un ringraziamento particolare al suo presidente Santo Morandin e a tutto il consiglio direttivo per tutta l'attività che in questi anni questa società è riuscita a fare sia a livello provinciale, sia a livello regionale, sia a livello nazionale. Per le grandi manifestazioni che questa società è sempre riuscita ogni anno ad organizzare. Siamo qui per il pranzo sociale e penso che oggi in particolare si debba ricordare alcuni grandi successi dello scorso anno ed in particolare le 2 medaglie d'oro ai mondiali. Sono state 2 bellissime vittorie. Io ho avuto la fortuna di essere al campionato del mondo in Spagna, 2 gare molto tirate e alla fine hanno vinto meritatamente. Devo ringraziare l'associazione Roll Club oggi con il ritrovo che facciamo, con il pranzo sociale, con tutti i suoi atleti e collaboratori. La ringrazio come assessore allo sport perché la Roll Club gestisce anche il nostro impianto di via Torino, il nostro palasport in cui ci sono migliaia di atleti. Devo dire che da quando ci sono loro presenti c'è veramente una gestione al top, massima collaborazione con l'amministrazione. Ecco, e poi condividono il nostro credo che è quello di fare agonismo e promozione dello sport, soprattutto dei giovani orientati al pattinaggio. Con il Roll Club di Maserà collaboriamo già da 12 anni per quanto riguarda il downhill. Il downhill che ha preso molto piede, soprattutto in questi ultimi anni con i campionati mondiali. Il nostro supporto che è non da poco, dove noi riusciamo a coinvolgere tutte le strutture appunto del comune di Teolo, ma anche il personale come albergatori e quant'altro. Si riesce ad avere soprattutto questa iniziativa promossa appunto dal Roll Club di Maserà, e cui io ringrazio vivamente già da questo momento Sandro Morandin per la sua disponibilità che mette appunto nel nostro comune di Teolo. Sicuramente ogni anno è sempre più difficile perché economicamente i tagli sono sempre maggiori, quindi il nostro impegno è di portare a Teolo i mondiali di downhill, di portarli ed essere sempre nell'occhio appunto a livello mondiale. Gli applausi scroscianti finali per tutti i presenti hanno spento i riflettori della giornata di festa per il Roll Club e per gli atleti pronti a gareggiare per nuovi e prestigiosi traguardi.